La rubrica Friuli Lavoro è offerta da MAV, Men at Work. Siamo a Calderano di Gaiarine, a pochi passi dal confine del Friuli, ma in piena zona del mobile. Siamo con Rino Battistuzzi, che è responsabile di prodotto della ILCA. Che cosa fate in questa azienda? Noi produciamo reti da letto dal 1977, grazie all'ingegno di mio padre che ha creato e ha rilevato questa azienda, sviluppando sia prodotti inerenti al settore dei meccanismi per la zona notte, dei semplici letti, fino ad arrivare a quello che è oggi la tendenza del mercato del mobile per recupero dello spazio con i meccanismi salvaspazio. Quanti sono i dipendenti? Attualmente abbiamo una forza lavoro sui 45 persone, di cui 10 in ufficio, con diversi compiti mirati sia per l'estero che per la ricerca di clienti e anche in Italia, sia anche per quanto riguarda soprattutto la parte tecnica, con un ufficio tecnico parecchio competente con nuove tecnologie sia per il disegno 3D che per lo sviluppo della gestione dell'azienda. Tant'è vero che noi riusciamo a lanciare già dalla progettazione anche programmi alle macchine utilizzatrici. Il fatturato che fa la ILCA? Attualmente siamo riusciti ad arrivare a un fatturato superiore ai 6 milioni di euro, attestandoci a un ottimo risultato nel 2017, con la speranza di riuscire a riconfermarlo nel 2018 grazie agli ottimi risultati raggiunti nel settore crocieristico. Parliamo di tecnologia, l'industria 4.0 alla ILCA è entrata. Sì, già da alcuni anni abbiamo puntato molto sulla ricerca e sviluppo, abbiamo introdotto nuove tecnologie progettandoci anche noi delle nostre macchine e facendocele fare e integrando il sistema gestionale di ultimissima generazione Navision a quello che è la rilevazione della produzione, fintando ad arrivare ad un ultimo impianto dove siamo riusciti a integrare la visione nelle saldature per fare un'autocorrezione di tutto ciò che viene fatto in saldatura. E allora adesso andiamo a scoprire quali sono le figure professionali che lavorano alla ILCA e soprattutto quelle che state ricercando. Come abbiamo sentito poco fa, ILCA ha avuto una notevole crescita produttiva, sicuramente dovuta anche ad un incremento del personale. Come vi ha aiutato MAV nella ricerca di queste risorse? MAV lo scorso anno ha iniziato a collaborare con la ILCA in maniera molto proattiva e grazie al loro intervento siamo riusciti a trovare delle figure professionali molto interessanti, da saldatori a anche persone da inserire in impianti più semplici tipo la verniciatura piuttosto che il montaggio. Quali sono le figure professionali richieste e quali competenze devono avere? Le figure professionali richieste necessitano soprattutto un concetto di esperienza e di volontà di riuscire a fare il lavoro con precisione e coerenza, soprattutto perché il mondo del lavoro è diventato sempre più difficile e sempre più pretenzioso. Anche nei piccoli oggetti e nelle piccole lavorazioni si richiede costanza e precisione, di conseguenza gli operatori che noi ricerchiamo hanno necessità di essere formati professionalmente, soprattutto a livello tecnologico, quindi una buona introduzione all'uso delle macchine di controllo numerico come presso piegatrici e programmazione in PLC. Che tipo di formazione viene fatta? Frequentano dei corsi? Attualmente abbiamo fatto dei corsi interni generati generalmente da chi ci ha venduto gli impianti di lavorazione, che ci ha permesso di fare la formazione sia del personale che anche dei responsabili di reparto. Grazie molte alla ILCA per l'ospitalità e ci vediamo nelle prossime puntate di Friuli Lavoro. La rubrica Friuli Lavoro è offerta da MAV, Men at Work.